Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo fantastico appuntamento serale con Talk Sardegna. Come sempre a farvi compagnia in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. In diretta dallo studio 2 Emanuele Orru, sempre a Torino. E dallo studio 3 a Monserrato, Piero Grimaldi. Ed è con noi in collegamento da Roma il nostro ospite, ve l'abbiamo detto sui nostri social, ha un ruolo complicatissimo, importantissimo, vediamo se riesco a pronunciarlo, mi sono fatto un appunto proprio per non sbagliare, vicepresidente dello sviluppo dei mercati globali e del Worldwide Public Sector di Microsoft, Antonio De Palmas. Un applauso virtuale al nostro ospite. Buongiorno e grazie per essere con noi oggi. Salve, grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, lei ha avuto una carriera che dire di successo è un eufemismo, ha lavorato per Boeing, adesso lavora per Microsoft e la mia domanda è che percorso ha seguito nella sua carriera per arrivare al posto in cui è lei adesso? Immagino un ragazzo che, ripeto, inizia magari tanti anni fa un percorso di studio universitario e si trova poi di fronte a cosa voglio fare da grande. Ecco, in che momento lei si è reso conto che la strada dell'intrapresa poteva portarlo a fare una carriera di questo tipo? Sì, grazie per la carriera di successo innanzitutto, è sempre relativo poi insomma, però mi fa piacere che la vediate in questo modo. Io dunque non sono partito con idee troppo precise, o meglio, forse più precise su quello che non volevo fare che su quello che invece volevo fare. E onestamente non credo che sia necessario avere finiti gli studi necessariamente una visione professionale troppo precisa, troppo allineata rispetto alle proprie aspirazioni. Penso che la maggior parte dei giovani non ce l'abbia e forse va bene così. Io personalmente, dunque sono andato subito a Bruxelles perché la mia idea iniziale era quella di voler lavorare per la Commissione europea, per l'Unione Europea. Però devo dire che dopo qualche tempo ho capito che in realtà non era proprio il lavoro che volevo fare, ma mi interessava di più la tecnologia, lavorare in un'azienda più nel settore privato che mi desse appunto delle opportunità di occuparmi di mercati, di tecnologia, di cose anche diverse, che un po' in genere è quello che ti danno le aziende multinazionali, per le quali dopo qualche anno che lavori in genere fai cose molto diverse dal tuo percorso di studi, dove la regola, anzi la sfida è proprio quella di fare cose nuove per le quali non sei necessariamente preparato e necessariamente studiato, ma adattarti alle nuove situazioni, e questa era un po' la cosa che mi interessava. Poi c'è da dire, come sempre, il percorso professionale si fa pezzo a pezzo, quindi lo fai tu poi man mano con le decisioni che prendi, le persone che conosci, i posti che vedi anche dove vai, dove decidi di andare. Però devi accettare di non accontentarti di quello che hai raggiunto, ma guardare sempre a quello che può venire dopo e mantenere, diciamo, abbastanza accesa questo interesse, questa curiosità. Questo credo che forse sia il tratto comune di tutte queste esperienze che io ho fatto. Quindi non c'è mai un punto d'arrivo, ma si pensa sempre a quello che c'è dopo, e alla fine questa diventa una sorta di mentalità che ti guida e che ti fa fare poi il percorso che hai fatto. Certo, Manu. Di nuovo allegria, amici. Riuscirà Emanuele a fare una domanda con il microfono acceso? Lo scoprirete nella prossima puntata. Forse. Dicevo, lei è partito dall'Unione Europea, passando per Boeing, e adesso il suo ruolo da vicepresidente dello sviluppo dei mercati globali del Worldwide Public Sector di Microsoft. Qua ci sono riuscito stavolta a dirlo. Che cos'è, cosa fa e di cosa si occupa? Perché uno, e poi lei si ricorda esattamente tutto il suo titolo, perché è lungo. Lo devo leggere, anche perché non lo ripeto ogni giorno, quindi non me lo sono memorizzato. Ecco. No, vabbè, diciamo che il mio ruolo nuovo che non esisteva prima e che riflette un po' il passaggio che un'azienda come Microsoft ha fatto e sta ancora facendo tra, diciamo, un mercato di prodotto del software
sicuramente di grandissimo successo, verso un mercato che è quello del cloud, che è più un mercato di servizi, se vogliamo, e quindi comunque un mercato sicuramente abbastanza diverso rispetto a quello del software, nel quale Microsoft rimane, però insomma si affianca a questo nuovo mercato. Diciamo che forse la cosa interessante da dire è che poi il mondo dell'informatica, delle tecnologie dell'informazione, da una quarantina d'anni, da quando è nato, insomma, così un po' nelle dimensioni che lo conosciamo, è stato definito da 4 passaggi tecnologici fondamentali. Prima il personal computer, anni 80, poi internet, metà anni 90, fine 2000, poi il cloud, 2000, fine 2010, e poi ultimamente il mondo dell'intelligenza artificiale. E sono veramente dei passaggi di tecnologia molto, molto importanti, molto, diciamo, che ci portano sul gradino superiore, e sono tutti abilitati da quello che ci è venuto prima, cioè internet è abilitato dal personal computer, il cloud è abilitato da internet, l'intelligenza artificiale è abilitata dal cloud. Quindi quello che io faccio è creare le condizioni, cercare di creare le condizioni attraverso le quali Microsoft può crescere nei mercati del settore pubblico, quindi pubblica amministrazione e governi, nel cloud, nel sviluppare la trasformazione digitale di queste realtà, e quindi portarla gradualmente a far spostare tutti i propri servizi sul cloud. Un esempio recente, molto attuale, per esempio, è tutta quella della gestione delle prenotazioni dei vaccini, del sistema dei vaccini del Covid, che noi abbiamo gestito in molti paesi proprio con spostando tutta una serie di servizi che prima erano, diciamo, a livello locale, spostandoli sul cloud e garantendogli, diciamo, la possibilità di uno sviluppo e di una precisione e anche di una stabilità molto diversa. È stata un'applicazione abbastanza critica, perché ovviamente forse non c'è stato niente di più critico per i governi negli ultimi tempi che gestire bene queste operazioni, l'emergenza del Covid, però credo sia un buon esempio di come effettivamente poi il cloud serve ad abilitare tutta una serie di servizi per le pubbliche amministrazioni, per i cittadini, che ormai oggi stanno diventando gli standard, e quindi assicurare di avere le soluzioni giuste per questi mercati, assicurare di supportarli nella trasformazione digitale, è un po' quello di cui noi ci occupiamo, cercando poi di creare le condizioni di mercato migliori per Microsoft. Ecco. Sì, Okay, diciamo che è anche un ruolo abbastanza complicato, sicuramente importante, visto poi, come ha detto lei, l'applicazione poi pratica delle cose che voi fate per l'azienda in rapporto a quelli che poi sono i servizi richiesti dai clienti. Chiaro? perfetto. Invece io le volevo chiedere, ci ha accennato i passi importanti nel mondo dell'informatica negli ultimi 40 anni, nel mondo del tech, per essere più preciso. Secondo lei, quali saranno invece i prossimi passi sempre in questo mondo? Diciamo che oggi sicuramente il mondo è sempre più dipendente dalle tecnologie, quindi pensare di affrancarci dalle tecnologie è abbastanza difficile. Lo sviluppo, sicuramente noi vediamo nel cloud, nello sviluppo del cloud, una strada necessaria, perché il cloud fondamentalmente ti dà, come a livello di organizzazione di aziende o di organizzazione pubblica, ma anche di consumatore, di cittadino, fondamentalmente 2 grandi vantaggi: il fatto di poter fare tante più cose tanto più velocemente con la rete, quindi far girare delle applicazioni che altrimenti non possono girare, e di avere un grado di sicurezza dagli attacchi cyber molto più alto, proprio per il livello di protezioni che esiste nel cloud. Credo che la frontiera successiva sia sicuramente quella dell'intelligenza artificiale, che, come abbiamo detto prima, è abilitata dal cloud, quindi al cloud come precondizione, perché nessun altro tipo di sistema e di piattaforma potrebbe supportare la pesantezza in termini di dati e di capacità di elaborare dati di sistemi di intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale è sicuramente la frontiera, la frontiera futura. Oggi tutte le aziende
se prendiamo tutte le aziende più grosse, più capitalizzate del mondo, una percentuale sempre maggiore ha il software come propria base operativa, o vende software o gira attorno al software. Sempre di più l'intelligenza artificiale sostituirà il software e quindi non se ne potrà più fare a meno. Poi sull'intelligenza artificiale ci sono ovviamente varie visioni che riflettono diversi punti di vista, alcune in termini positivi, altre in termini più negativi, degli impatti insomma che può avere sulla società e sulle persone. Bisogna tenere presente, credo che la tecnologia è sempre neutra da questo punto di vista, l'utilizzo della tecnologia che poi può dare, diciamo, dei risultati di un tipo o dell'altro. Quindi quello che io dico è che sull'intelligenza artificiale, secondo me, nei prossimi anni vedremo anche una grande tensione e dibattito geopolitico tra quei paesi che hanno una strategia di intelligenza artificiale, cioè che hanno un'idea di come usare l'intelligenza artificiale per migliorare l'economia, la società, per, diciamo, implementare la visione di paese che hanno, e quelle che non ce l'hanno, che inevitabilmente rimarranno indietro proprio perché non riusciranno a sfruttare l'enorme potenziale che l'intelligenza artificiale come tecnologia ha sulla vita di tutti, perché poi ovviamente non parliamo di nicchie, di aziende, di economia, di strati sociali, parliamo di tutti ormai. Quando parliamo di queste tecnologie non c'è nessuno che non ne venga impattato in un modo o nell'altro. Ecco, credo che questa sia la traiettoria tecnologica sicuramente più visibile e più importante nei prossimi anni. Chiaro. Basti pensare anche in quanti campi si possono applicare queste tecnologie. Le intelligenze artificiali abbiamo già visto come possono avere vari sviluppi anche nel campo della difesa, per dire. Assolutamente, nella difesa dello spazio, del controllo dei cittadini, e questi sono forse quelli, diciamo, più critici, più controversi, però pensiamo anche a tutta una serie di applicazioni come quella della medicina, come quella della previsione dello sviluppo genetico, di tante cose che effettivamente ci possono cambiare la vita in termini molto, molto pratici e molto diretti, e anche molto, molto importanti. Quindi le applicazioni sono sicuramente innumerevoli. Però ripeto, essendo una tecnologia talmente pervasiva, è fondamentale avere una visione, perché cosa la vuoi applicare? E il fatto è che devi avere anche una visione di te stesso, di organizzazione o di paese, no? In maniera da poterla applicare in maniera coerente con quella visione, per accelerare il raggiungimento di quella visione. Questo è un po' quello che fanno le aziende che hanno una visione per i prossimi 10-15 anni, qualsiasi cosa facciano, in qualsiasi settore operino, con l'intelligenza artificiale riescono a moltiplicare, ad accelerare il raggiungimento di quegli obiettivi. Stessa cosa per un paese: se un paese ha quegli obiettivi, che siano di un tipo o dell'altro, riesce attraverso queste tecnologie, all'applicazione di queste tecnologie, agli investimenti in queste tecnologie, ad accelerare questa sua visione di paese. Il presupposto è avere una visione, capire dove si vuole andare. Prendo appunto la palla al balzo, perché si parla di previsione dei paesi, quindi come non parlare di Italia e di PNRR. Lei cosa ne pensa? Che visione ha l'Italia e in che modo Microsoft può aiutare appunto il nostro paese dal punto di vista della digitalizzazione? No, ha ragione, il PNRR è un passaggio fondamentale per l'economia e per la trasformazione digitale, perché comunque mette a disposizione delle risorse che non sono solo un'opportunità, sicuramente lo sono, ma sono anche una responsabilità, perché se queste risorse non vengono usate nella maniera giusta e non c'è ritorno, nel senso non ci sarà una nuova opportunità. In genere questo tipo di stimolo dell'economia succede una volta ogni secolo, e neanche tutti i secoli probabilmente, quindi sono veramente delle opportunità storiche. Sicuramente, ecco, per l'Italia ci sono due grosse opportunità, che sono quelle della digitalizzazione e quelle della sostenibilità.
Sono due grossi, diciamo, linee che demarcano gli investimenti del PNRR, quindi molti dei progetti dovranno avere un impatto su queste due dimensioni. Ed è sicuramente un'opportunità unica per il Paese, che comunque rispetto alla digitalizzazione, probabilmente anche rispetto alla sostenibilità, si trova un po' indietro, e quindi investire nelle cose giuste e con risorse ingenti e fondamentali. Credo che lo scenario post-Covid e anche come scenari, diciamo, di paesi di digitalizzazione abbia cambiato molto, perché i governi hanno investito moltissimo nella digitalizzazione nel Covid, più, diciamo, queste risorse di stimolo aumentano gli investimenti, quindi, diciamo, la classifica dei paesi digitali probabilmente sarà un po' cambiata, un po' diversa nel post-Covid. Non credo che l'Italia arriverà ad essere uno dei paesi leader nella digitalizzazione, perché non lo era prima, secondo me non lo sarà neanche dopo. Però, se non altro, colmare alcuni gap, e questa è un'opportunità, anzi, diciamo, con una responsabilità assoluta che credo che il governo stia facendo, stia sicuramente focalizzato nella maniera migliore per farlo, ecco, perché proprio non si può prescindere da questo. Noi come azienda, come Microsoft, ovviamente in Italia siamo molto presenti con tutta una serie di investimenti che proprio mirano ad accelerare la trasformazione digitale sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni e per i governi. Facendo appunto tutta una serie di investimenti anche nel sistema educativo, che permettono anche di reggere il passo dal punto di vista dell'educazione, della formazione, per sostenere, diciamo, questo cambiamento, questa trasformazione digitale. Credo che sempre di più le aziende tech abbiano un ruolo importante non solo nell'economia e nella tecnologia, ma proprio nella gestione del futuro del mondo, del pianeta, perché non parlo solo per Microsoft, anzi non parlo direttamente su Microsoft in questo punto, ma perché comunque, che lo vogliano o no, hanno un ruolo fondamentale nel futuro del mondo. Oggi le tecnologie hanno un ruolo sempre più importante nel futuro del mondo, più importante anche di alcuni, diciamo, leve o aspetti politici che invece nel passato erano quelli che decidevano le sorti del futuro del mondo. Quindi è una responsabilità, secondo me, alla quale non si potranno sottrarre, nel senso proprio di partecipare non solo come contributo di sviluppo tecnologico, ma proprio come contributo di rendere, come si dice, il mondo un posto migliore, ecco, attraverso le tecnologie, sviluppando le tecnologie, ma anche la possibilità e le visioni per fare di queste tecnologie, diciamo, un elemento di accelerazione e di miglioramento della vita. Non a caso, diciamo, il motto di Microsoft è quello di rendere di far sì che ogni persona e ogni organizzazione nel mondo possa ottenere di più attraverso Microsoft, quindi una visione che in qualche modo aumenti e moltiplichi la capacità di produrre delle performance, dei risultati, qualsiasi cosa interessa attraverso la tecnologia. Senta, proprio a proposito di questo, lei ha parlato di investimenti, ha parlato di infrastrutture, si parla tanto in questo periodo soprattutto del rapporto che ha, ad esempio, l'Unione Europea con queste grandi aziende del tech, tra cui ovviamente fa anche parte Microsoft, in termini appunto di investimenti e regolamentazione del mercato europeo. Quali opportunità di sviluppo ci sono in generale in Europa dal punto di vista di un'azienda grossa come Microsoft, e quali sono i punti in cui anche l'Unione sta investendo maggiormente per lo sviluppo, nel senso, come abbiamo già detto prima, di digitalizzazione e implementazione in determinati settori, come ad esempio, molto prima, intelligenza artificiale. Certo, ma noi ovviamente siamo molto presenti e molto partecipi anche a queste dinamiche a livello europeo, anche perché poi l'Europa è, diciamo, la parte del mondo più regolata dal punto di vista delle tecnologie. Si pensi a tutta la privacy, a tutte le varie, che sicuramente ha gli standard più alti in tutto il mondo e che spesso vengono esportati fuori. Quindi sicuramente siamo presenti nel dibattito, nella cercare proprio di migliorare o di portare delle soluzioni tecnologiche, pensiamo al cloud, che rispettino i valori europei, perché sono dei valori comunque fondanti. Se devo fare un discorso, diciamo, un pochino più ampio, direi che il discorso sulla tecnologia, in particolare sul cloud in Europa, è un po' complicato, perché da una parte c'è, diciamo, questa lamentela che
i giganti della tecnologia del cloud non sono europei, sono americani e qualcuno cinese ormai. E quindi si dice: ma perché dobbiamo dare i nostri dati o dobbiamo spendere, diciamo, i nostri budget di digitalizzazione, di trasformazione digitale con imprese che non sono europee ma sono americane? Credo che il risultato è che oggi l'Europa esporta molta regolamentazione e standard, spesso molto avanzata e molto prescrittiva, la esporta in altri paesi del mondo che la adottano perché la riconoscono come più avanzata, ma anche perché la devono adottare per poter, diciamo, poi entrare nel mercato europeo. E su questo sicuramente l'Europa ha avuto un grandissimo successo, diciamo, ha esportato regolamentazione, ha esportato anche i propri valori. Però c'è un costo questo tipo di approccio, cioè il costo secondo me è che difficilmente si riescano a creare dei campioni europei a livello tecnologico, dei grandi player, perché questo ambiente regolamentare non è l'ideale per la crescita di start-up tecnologiche. E secondo lei invece qual è appunto il grimaldello, se così si può creare, per formare anche in Europa queste professionalità, queste aziende? Ma più che professionalità, perché professionalità ce ne sono in Europa, è proprio creare delle aziende tecnologiche di dimensioni grosse. Secondo me i limiti sono due. L'ambiente regolamentare in Europa è molto prescrittivo, quindi è difficile fare da una startup che magari inizia con un'idea, con una tecnologia innovativa, creare un gigante come Microsoft o come Amazon o come Google, che non a caso sono nati negli Stati Uniti. E poi, diciamo, se vogliamo, anche ci sono delle regole, per esempio le regole della concorrenza difficilmente ti permettono di fare quello in Europa. In realtà dobbiamo dire, senza false ipocrisie, perché creare giganti tecnologici devi un pochino allentare le regole della concorrenza, perché sennò non riesci a crearli. Questo è un punto. L'altro punto ritengo è che spesso confrontiamo l'Europa a mercati come gli Stati Uniti, però la realtà è che in Europa ci sono ancora delle barriere importanti, c'è della frammentazione a livello nazionale, non è un mercato dove si parla un'unica lingua, c'è un'unica cultura, delle uniche regole, ci sono vari mercati che hanno tutto un substrato importante in comune, però hanno anche delle diversità, e quindi creare un'azienda che sia europea e vista come europea forse oggi in Europa è prematuro, perché verrebbe vista come francese o come tedesca probabilmente, o come italiana, non lo so, olandese, però non ancora proprio come europea. Credo che questi siano i due limiti di fatto che oggi hanno creato questa situazione, però purtroppo questa situazione non è di facile risolvibilità, perché il gap tecnologico tra i grossi player tech e, diciamo, la prima azienda europea, prendiamo un settore come quello del cloud, che è quello che conosco meglio, probabilmente di 8-10 anni di sviluppo tecnologico, che sono un'enormità da colmare, quindi ci sono delle difficoltà effettivamente rispetto a questa ambizione legittima che ha l'Europa di avere un proprio o dei propri campioni tecnologici. Tra l'altro mi sono reso conto solo adesso che noi stiamo utilizzando una piattaforma che è di proprietà di Microsoft, perché Skype è di proprietà di Microsoft, quindi niente, mi è venuta in mente questa cosa adesso nel mentre che stavamo registrando. Tra l'altro sei anche sparito, Ale. Sono sparito, non capisco perché. Vediamo se adesso riappaio. Sì. Ma ci sono, non mi vedete? Sì. Sì, okay, sì, perfetto. Sì. No, vabbè, volevo vedere soltanto se la tecnologia era in grado di supportare i miei poveri standard. Oggi sono anche in una qualità video pessima. Meglio che non vi racconti il perché. Un'ultima domanda che le volevo fare, visto che noi abbiamo un forte radicamento locale, ci ascoltano, siamo in onda anche su Radiolina, quindi ci ascoltano dalla Sardegna. La Sardegna è stata tra i pionieri, se vogliamo, all'inizio degli anni 90 di quella che è stata la rivoluzione di internet. Ci sono stati un sacco di esperimenti, un sacco di startup che sono nate, Tisca è nata in Sardegna. Ecco, il CRS4 era un'eccellenza, quindi diciamo che c'è stato un grande... Le email? Sì, diciamo che c'è stato un grande movimento tecnologico all'inizio degli anni 90. Questa spinta sembra essersi esaurita. Almeno questo è un mio parere personale, ma penso che sia un parere abbastanza, come posso dire, abbastanza concorde degli addetti ai lavori. La mia domanda è,
la Sardegna può rilanciarsi e può avere nel tech una possibilità di sviluppo diversa da quelle che ci sono state finora? Se sì, in quale modo e secondo quali investimenti? Ma secondo me assolutamente sì, anzi vedo questa come la linea di sviluppo principale, insieme alla sostenibilità. Guarda caso sono, diciamo, i due grandi temi anche del PNRR, comunque dei grandissimi temi che definiranno il prossimo futuro sviluppo di qualsiasi paese. Per ragioni semplici, perché da una parte la digitalizzazione permette di superare anche quelli che sono tradizionalmente i limiti, no, dell'insularità e quindi del fatto di essere un'isola. E dall'altra parte perché comunque dal punto di vista della sostenibilità ambientale credo che sia una carta che la Sardegna si debba giocare in maniera forte, in maniera pesante, perché ha gli evidenti vantaggi rispetto ad altre zone. In entrambi i casi è un po' forse quello che ho detto prima, cioè c'è la necessità di avere una visione. Oggi il mondo è complesso, è difficile, è competitivo, l'informazione è pervasiva, tutti ne hanno accesso, quindi la differenza veramente la fa l'avere una visione, sia come persone, sia come aziende, sia come sistemi e che come paesi o regioni, quello che si è. Se poi si ha una visione precisa, solida, determinata, oggi riuscire a realizzare quella visione è assolutamente possibile, qualsiasi essa sia. Il problema è non avere la visione, che però è un male di cui si soffre ancora moltissimo a livello di paesi e di regioni. Ecco, se quella visione della Sardegna riuscisse a integrare l'aspetto di digitalizzazione con quello della sostenibilità, credo che quella sarebbe assolutamente una visione realizzabile. Le risorse si trovano, le capacità per farlo sicuramente si trovano e comunque già ci sono e non mancano, quindi indirizzare tutte le risorse, buona parte delle risorse, il sistema formativo e tutta una serie di decisioni verso questi due obiettivi, mettendosi degli obiettivi misurabili nel tempo e andando gradualmente a raggiungerli. Francamente credo che sia l'ipotesi di sviluppo più solida che ci possa essere. Speriamo allora che si venga accolto un po' anche questo appello, questo invito. Prima di chiudere, e quindi io inviterei il supporto tecnico a questa trasmissione di comunicare con il nostro regista che siamo in chiusura, in modo tale da poter fare tutte le varie pratiche per la chiusura, volevo fare la penultima domanda, perché poi l'ultima, che è la più importante, la faremo alla fine, la farà Piero questa volta. Sconvolgiamo un po' le carte in tavola. Ultima domanda la faccio io, un pochino più ispirazionale. Ci ascoltano tanti ragazzi, tanti universitari, come ho detto prima. Un consiglio che lei si sente di dare a un ragazzo che vuole fare questa carriera o sogna di lavorare in un'azienda importante come Microsoft o altre, che per motivo di ovviamente immagine non diciamo, perché non sarebbe corretto. Ma allora è difficile dare consigli, perché poi i consigli sarebbero sempre tanti e non sarebbero mai abbastanza, però sempre, perché poi le cose sono sempre molto diverse. Io penso che l'importante è diciamo, tra le caratteristiche che permettono di riuscire ad andare avanti, avere e sviluppare una conoscenza di sé importante. Io credo che forse sia quella più determinante, quella che ha il maggior impatto, cioè riuscire a capire come si è percepiti, come si passa con gli altri, e questo ti permette di capire dove puoi migliorarti, dove puoi insomma fare di più, accelerare, cosa puoi correggere. E questa è una grandissima dote che si deve imparare, si può assolutamente sviluppare. Però in tutte le persone che almeno io nella mia vita ho visto che hanno un impatto, che hanno avuto successo, questa dote è sempre presente. Viceversa, dove questa dote non è presente, si va incontro al disastro. Cioè tutti noi abbiamo forse
delle memorie, dei ricordi o degli esempi di persone che non hanno assolutamente idea dell'impatto che fanno sugli altri quando dicono una cosa o quando non la dicono, quando parlano. E quello è un problema. Quello è secondo me un aspetto forse di cui si parla poco, ma è fondamentale per riuscire poi a fare chiarezza e andare avanti. E poi chiaramente ci vuole forte determinazione, capacità anche di non farsi abbattere, di non arrendersi e poi poco a poco di sviluppare con tutti i dati che si assumono, le persone che si incontrano, man mano una visione e capire insomma dove si vuole andare. Chiaramente oggi poi, questo credo anche sia una cosa abbastanza scontata, il nostro orizzonte di riferimento deve essere il più ampio possibile, deve essere globale, non può più essere locale o nazionale, perché nell'orizzonte nazionale probabilmente è molto più difficile trovare delle strade, mentre se lo si apre e si va davanti a un orizzonte globale, sicuramente ci sono molte più opportunità e molte più strade che ci permettono anche di capire meglio che cosa si vuole fare. Quindi diciamo, il consiglio alla fine è quello di non pensate di avere un consiglio che vi cambi la vita, perché non esistono purtroppo, sono una dietro l'altra. E invece questa clip era molto interessante, quindi regia, se mi stai ascoltando, taglia questo pezzo, lo copiamo, lo incolliamo, cerchiamo di infiocchettare un po' e lo usiamo come mood ispirazionale per tutti coloro che ci faranno questa domanda. Adesso parola a Piero per quella che è la domanda di chiusura che facciamo a tutti i nostri ospiti, ma la più importante. Piero. Esatto, grazie Alessandro per l'introduzione. Ne volevo chiedere, il format si chiama l'aperitivo. Se noi dovessimo avere la fortuna di incontrarla, più o meno a quest'ora, 19:30, visto che è l'orario dell'aperitivo, lei che cosa prende? Come aperitivo? Esatto. Allora, innanzitutto avrei piacere di prendere l'aperitivo con voi, ma io prenderei forse un Negroni con la soda di Pompelmorosa. Quindi allora questo non c'era mai capitato, quindi è specifico. Prendiamo l'ordinazione, perché quando scende di nuovo in Sardegna ci scrive una mail, organizziamo e le porteremo un Negroni con la soda di Pompelmorosa. Questa è particolare, ma non c'era mai capitata. Allora, vi do anche uno scoop, perché sarò il 10 di dicembre a questo evento alle ex Manifattura Tabacchi, a cui mi hanno invitato proprio su un panel sulla digitalizzazione, e quindi molto volentieri vi cerco e aspetto quell'aperitivo a questo punto. E poi manderemo anche una troupe, tra l'altro, magari a scrivere un articolo. Quindi Piero, tu che sei in terra sarda, organizza con la nostra redazione. La nostra redazione che è sempre sul pezzo ed è pronta a accogliere tutte le occasioni che ci sono, che ringraziamo e salutiamo per averci aiutato anche loro in questa intervista. Quindi, dottor De Palmas, la ringraziamo con l'augurio di incontrarci presto, le auguriamo davvero un buon lavoro in vista di questo nuovo ruolo che ricoprirà come benvenuta a Microsoft. Grazie mille, grazie per gli auguri e per la piacevole chiacchierata. E niente, noi siamo ovviamente in chiusura, ringraziamo Mattia Toffolon che ci ha superato in parte tecnica, Radiolina che ci dà un tetto sopra la testa, non che paghi l'affitto a me Emanuele in particolare, non è così, però comunque sia ci fa trasmettere qua in diretta, quindi è sempre una bella cosa. Un saluto in diretta da Torino da Alessandro Manno. Un saluto in diretta da Torino da Emanuele Urru. E un saluto da Monserrato, da Piero Grimaldi. E vi inizio a dire che settimana prossima avremo degli ospiti volanti e sarà importante per tutti esserci, quindi rimanete sintonizzati su Tok Tok Sardegna, sui nostri social per saperne di più. A tutti voi l'augurio definitivo di una buona serata.